Bene, in questo momento parte la presentazione della Tecnoacque Fasano 2012-2013. Il roster 2012-2013 vede con il numero 4 Claudio Di Bari, playmaker classe 1993. Con il numero 5 Mauro Santoro, playmaker 1988. Con il numero 6 Cosimo Diaci, guardia, classe 1993. Con il numero 8 Walter Massi, ala, classe 1990. Con il numero 9 Pierluigi Risolo, pivot, classe 1977. Con il numero 10 Vito Gallo, play guardia, classe 1995. Con il numero 11 Stefano Sirena, guardia, classe 1990. Con il numero 14 Vito Musa, pivot, classe 1994. Mancava ma è arrivato in tempo utile con il numero 15, l'ultimo arrivato nella casa della Tecnoacque, Vincenzo Persichella, alla pivot, classe 1986. Con il numero 20 Tommaso Stomeo, ala, classe 1990. Con il numero 21 Domenico Rosato, guardia, classe 1990. Con il numero 25 Davide Sabatelli, ala, classe 1995. Con il numero 34 Leonardo Paccaro, ala, classe 1996. E Ducis in fondo il nostro capitano con il numero 7, l'ala pivot Giannone Sibilio. Tutto questo viene orchestrato dal nostro nuovo coach per quest'anno, il professor Antonio Scoditti. Bene, questo è il nostro roster per l'anno 2012-2013 e cosa dire? Speriamo di fare un campionato all'altezza della nostra società, così come è successo lo scorso anno, primo anno di selezione regionale, ci ha visto uscire in semifinale playoff con la società che poi ha vinto la Serie C, ossia il Barletta. Quindi personalmente a nome anche degli altri dirigenti, nonché che ricordo essere Andrea Belfiore, Tonio Stomeo, il buon Viviano Di Pietro e il nostro presidente Vito Santoro, che è assente, come ha detto il sindaco, per questioni di lavoro, non mi rimane altro, ecco adesso inizia a piovere, un forte in bocca al lupo e forza Fasano, forza Tecnoacque Fasano. Rimanete pure in campo perché io continuo con la presentazione del settore giovanile. Per quanto riguarda il nostro coordinatore, Gianluca Monopoli sta diventando papà e quindi stasera è assente. Un applauso a Gianluca. Istruttore nazionale di minibasket, Gianluca Monopoli curerà il centro minibasket di Pezze di Greco, perché come ho detto in anteprima, sindaco, abbiamo anche 50 bambini a Pezze di Greco da tenere sott'occhio. Bene, continuo con il minibasket con il professor Dani Cofano, istruttore federale, insegnante di educazione fisica, curerà i corsi di minibasket a Fasano per i bambini nati nel 2002-2003.
nonché di allenatore di base, il nostro Gianlori Sibilio, capitano della Tecnoacque, curerà i corsi di mini basket per i bambini nati nel 2004 o 2005 e l'Under 17. Gianlori, un passo avanti, un applauso per il lavoro. Allenatore di base, terrà i corsi di basket under 13 e under 14, responsabile del nostro ex playmaker Francesco Getto Ciccio Colucci. Vi ripeto che tutto questo è sotto la supervisione del responsabile del settore giovanile, che purtroppo è assente, ma sicuramente per un motivo molto bello, sta nascendo un figlio, appunto Gianluca Monopoli, a cui vai ancora un altro applauso. Allora, ragazzi, se volete potete anche lasciare e far tornare di là. Io nel frattempo presento l'entrata in campo con il basket Fasano. Vi lascio al vostro grido. Aspetta che manca il coach. Di nuovo, manca il coach, il coach, di nuovo. Ok, grazie ancora. Vi ricordo che la prima partita ci vedrà impegnati in casa il 30 di settembre alle ore 18 con l'Udas Cerignola, per cui vi aspettiamo ovviamente numerosi. Ma se andando via prendete il pieghevole, nel pieghevole trovate anche il nostro calendario con tutte le partite, ok?